Come potete vedere, oggi vi ho portato in via Felice Veneziana. Siamo all'interno di un palazzo storico completamente ristrutturato, molto bello e soprattutto privo di barriere architettoniche. L'ascensore che vedete alle mie spalle arriva direttamente al piano dove potremo poi entrare nell'appartamento. Una chicca nel pieno cuore di Trieste. Eccoci arrivati all'interno dell'appartamento. In questo momento ci troviamo nell'atrio che, come potete vedere, è molto ampio, assolutamente personalizzato. È un appartamento dove già dall'ingresso si riesce a capire che ha un carattere molto importante. Adesso incominciamo a vedere invece la zona giorno e poi vi faccio vedere il resto. Ci troviamo nel salotto. Qui ci teniamo a dirvi che la casa, nonostante sia posizionata in centro, in pieno centro storico e affacciata sulla via Felice Veneziana, è assolutamente silenziosa. All'interno della ristrutturazione i proprietari hanno voluto cambiare anche tutti gli infissi, mettendo un infisso assolutamente di valore, con triplo strato di isolamento. Quindi la casa è a livello termico, a livello acustico, molto isolata. Come potete vedere dai dettagli, i proprietari non hanno badato a spese. La ristrutturazione è stata fatta proprio, potrei dire, a livello artigianale, andando ad analizzare e scegliere i singoli pezzi di ogni parte della casa, dal battiscopa alto alla rifinitura attorno all'infisso che riprende il disegno delle librerie, fino alla scelta anche del pavimento. La zona giorno, nonostante sia unica, è stata divisa in due ambienti separati, uno appunto come sala da pranzo e uno come salotto. Entrambe le aree sono con l'aria condizionata a scomparsa all'interno del muro.